E me loga sua parti ai monta. Allora, saluto a tutti, oggi la squadra di Meloga è allo scontro di Petrosanto Geronimo in Corti, passa a Pe, perché Corti si chiama il paese di Orso. Allora, dicono che i Corti si chiamano paese di Orso, un giorno dicono così, è una zona, dicono che un giorno contro un uomo ha mostrato l'orso in Corti e tutta la gente, tutti i portinesi, non erano piedi a pedrade, non erano piedi a pedrade, dopo è per tutti i Corti con l'orso che andano in borgo moriva sotto la gabbia, cioè una gabbia l'orso moriva sotto e un mostro ha detto vedi che se tu continui a vedere ti porto in Corti. La storia dice così. È la sola volta a Nanta? No, sono parecchi, non si sa forse la vera, dicono anche che in Corti faccio troppo vedo, manco l'orso non ci stanno. Dicono che i portinesi sono cattivi e più cattivi che l'orso, sono parecchi, ma quella che mi parla più... È anche una questione di freddo. Pare, no, non si sa, faccio un freddo un po', ma non lo so. D'accordo, allora, un'ultima domanda a Pe. Allora, tu conosci altri giovani che si interessano all'affare della cultura, della lingua, della toponimia? E mi pare che oggi di più giovani si interessano alla toponimia, nel senso di parole di luoghi ha sempre un senso storico in corsi comunque. Mi pare che di più si interessano a sapere qui. D'accordo, ce n'è poco. Ma ce n'è di più in più, poco sì, ma di più in più. Sono più tutti i vecchi. Che di casa sì, i vecchi hanno sapere, sanno perché un luogo si chiama Punta ai Cervi, perché un luogo si chiama Porta Roma Cinesca, c'è sempre un senso, e lì a sanno, così i giovani non sanno come si deve imparare. Ringraziamo Vorti, un nostro amico Petrosanto Geronimo. E me loga sua parti ai monta. E me passa sua pesi a ovvio lo che sempre va.